Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova serie di video eccezionali. Ci vedremo partita per partita quello che è accaduto nel 2013, ovvero nella finale per decidere chi è il nuovo campione del mondo 2013 di scacchi. Prima però fammi dire due parole sulla programmazione futura dei video di Mattoscacco. Ultimamente sto pubblicando solo video di ranking e ho visto che, con mio grande piacere, che vi piacciono molto. Tuttavia, io pensavo che questi video duravano un po' di meno, cioè pensavo che in 10 parti di video io avrei già raggiunto il mio tetto massimo di Elo, invece si stanno veramente prolungando tantissimo, ho capito che la cosa è molto lunga. Dunque, per evitare che Mattoscacco diventi solo quello, ho deciso per ora di quella tipologia di video di ranking di tenerla una settimana, così come per la difesa 300, eccetera, eccetera, e di riprendere pian pianino tutte le altre cose. E tra l'altro appunto volevo cominciare questa serie, volevo vedere con te appunto partita per partita quello che è successo nel 2013. Oddio, sappiamo già, non sarà per te una sorpresa, che questo 2013 è l'anno in cui Magnus Carlsen diventò campione del mondo di scacchi, ma andremo a vedere ogni partita, quante ne ha vinte, quante ne ha perse, ci sono stati sacrifici, ci sono state partite poco interessanti. Vedremo e cercheremo di capire quali erano gli stati d'animo, le tensioni, e a tal proposito metterò in descrizione del video come primo commento il link ufficiale della partita completamente registrata, e quindi si tratta di video di 2-3 ore in cui viene giocata tutta la partita e vedi proprio come protagonisti Carlsen e Anand. Quindi se sei un vero appassionato di scacchi ti metti lì, fai partire il video, ti vedi 2-3 ore di video e cerchi magari anche di indovinare le mosse che hanno fatto loro, puoi vederli loro che si alzano, talvolta per andare in bagno, talvolta per sgranchirsi un po' le gambe, a volte anche per vedere magari la scacchiera da un punto di vista differente. Dunque è molto interessante secondo me. Ora però andiamo a vedere quali sono state le mosse, andremo a fare dei piccoli commenti, delle analisi, se ci sono state delle mosse migliori, ovviamente aiutato dal motore scacchistico e da commenti di grandi maestri. Allora, Carlsen in questa prima partita gioca con il bianco e uno si aspetterebbe una mossa bella incisiva, invece cavallo F3. Apertura reti, e questo tipo di apertura in realtà non è molto da bianco. Perché? Perché semplicemente dà la possibilità all'ero di scegliere un pochettino che tipo di struttura giocare, quindi in questo caso il bianco si adatterà al tipo di struttura che giocherà il nero. Anand risponde con D5, mossa ovvia, ovviamente non si poteva spingere subito E4 poiché c'era il cavallo, dunque E5 è la mossa corretta, questo pedone al centro controlla subito case centrali, quindi molto aggressiva. A questo punto qualcuno potrebbe aspettarsi una mossa come D4 di risposta ed entrare in una partita di donna, ma viene giocata G3. Anche qui mossa molto tranquilla per il bianco. A mio modesto parere qui Carlsen stava cercando di capire lo stile di gioco di Anand. In queste prime partite non vuole giocare subito al 100%, ma vuole iniziare a prendere confidenza e giocare mosse tranquille, proprio per cercare di capire lo stile di gioco di Anand, anche se ovviamente ha già studiato tante partite precedenti di Anand. Anand risponde con G6, quindi l'idea di entrambi i giocatori, abbiamo capito, è quello di fianchettare e fianchettare. Alfiere G2, alfiere G7. Ok, per ora l'alfiere in G7 del nero è molto forte poiché ha tutta la diagonale libera, quello di Carlsen invece è occupato, ma si tratta di questione di tempo poiché probabilmente, molto probabilmente, il nero giocherà fra poco anche lui cavallo F6. È il momento del bianco che gioca D4. Ok, può essere interessante, può diventare una sorta di catalana con C4. È una partita per ora molto simmetrica. Se adesso Anand gioca cavallo F6, essenzialmente è una partita totalmente simmetrica e si sa che le partite simmetriche possono portare a un pareggio veloce. Dato che questo alfiere in fianchetto sappiamo essere fortissimo, Anand si prende delle precauzioni, gioca C6. Non è magari la mossa più forte in assoluto,
ma è quella che gli garantisce sicuramente un ottimo centro e che mette un po' a tacere questo alfiere, poiché questa diagonale è super controllata. Il turno ora del bianco, Carlsen che gioca a rocco corto e adesso cavallo F6. Benissimo, su cavallo F6 adesso probabilmente ti chiederai, qui il bianco deve completare lo sviluppo, c'è un alfiere che è ancora a casa, c'è un cavallo che è ancora a casa e qui bisogna fare molta attenzione perché se si gioca C4 per poi mettere dietro il cavallo, oddio, ci sarebbe molta pressione su questo pedone di 4 e C4, dunque si potrebbe giocare addirittura subito cavallo C3 sacrificando diciamo questo pedone in C2, oppure si potrebbe giocare subito alfiere F4 o alfiere G5 con l'idea di cambiare l'alfiere per il cavallo. Ma qui ti sorprenderò perché il buon Carlsen giocò B3, quindi c'è un'idea di doppio fianchetto, quindi questo alfiere in B2 contrasterà l'alfiere in G7, è una partita molto tagliente poiché quando il centro crollerà i due alfieri praticamente si guarderanno. A rocco corto la mossa più sensata e più sicura, adesso il bianco gioca alfiere B2, tutto secondo i piani. Sono mosse veramente particolari, non lo diresti a vedere questo stile di gioco che ha il bianco, c'è Carlsen. Ok, momento di Anand, che anche lui ha lo stesso problema, cioè quello di sviluppare il cavallo e l'alfiere che sono rimasti ancora a casa. Ora il cavallo purtroppo non può andare in C6 perché c'è il pedone e dovrebbe andare probabilmente in D7, però se va subito in D7 questo alfiere in C8 praticamente rimane bloccato. Dunque Anand gioca prima alfiere F5. Alfiere F5 è una mossa buona sicuramente, anche se fa un po' paura la risposta possibile di cavallo in H4. Cavallo in H4 minaccia subito questo alfiere che ora deve andare da qualche parte, poiché se va qui possono seguire cambi o addirittura F3 con rafforzo poi del centro su E4 e qui il bianco ha un grandissimo vantaggio. E una ritirata servirebbe a poco. Alfiere in G4, anche qui probabilmente non sarebbe la migliore delle mosse in assoluto, addirittura si potrebbe anche pensare di spingere in H3. Quindi è una mossa che insomma coraggiosa con alfiere F5. Il bianco non risponde con cavallo in H4, ma risponde con una mossa altrettanto coraggiosa che è C4. Wow. C4, qual è l'idea? L'idea è quella di avere molto coraggio, cioè ragazzi ricordiamoci che stiamo giocando, c'è questo ragazzino di 23 anni che sta giocando contro il campione del mondo di scacchi e sta giocando per il titolo, cioè in questo anno, in queste 10 partite, lui deciderà se essere un signor secondo posto o diventare il nuovo campione del mondo, cioè, e giocare C4 significa che a seguito di un cambio tu ti ritrovi a giocare con due pedoni sospesi, che, ripeto, non è per forza una debolezza, però ci vuole fegato a giocare in questo modo e abbiamo dimostrato che il bianco ce l'ha. Ad ogni modo, vediamo com'è andata la partita. Su C4, Anand, prima di prendere iniziativa, preferisce completare il proprio sviluppo, quindi sviluppa anche l'altro cavallo, che con l'idea ovviamente di portare in futuro anche questo cavallo in B6 e andare ad attaccare ancora di più su questo pedone che abbiamo capito che potrà essere un pedone sospeso. Altra mossa assolutamente incredibile da parte del bianco, uno si aspetterebbe un cavallo D2. Cavallo D2, si difende questo pedone in C4, così a seguito di cavallo B6 abbiamo meno rotture di scatole, l'alfiere continua a rimanere con la sua diagonale in questo modo, e invece Carlsen gioca cavallo C3. Anche questa mossa è incredibile, questa mossa tappa l'alfiere e in più questo cavallo da C3 purtroppo non difende più
il punto C4, bensì ovviamente aumenta la pressione su questo punto, si può giocare sempre in futuro cavallo H4, ripeto, non è una mossa sbagliata, a questo punto il motore di scacchi dà leggerissimo vantaggio al nero. La partita prosegue con cattura su C4, B su C4, ecco in definitiva i pedoni sospesi. Adesso ovviamente la mossa più forte del nero è quello di posizionare questo cavallo in B6 andando ad attaccare su questo pedone che per ora non ha difensori, non c'è più il fantastico alfiere Campochiaro che solitamente lo troviamo qui a difendere questo pedone, adesso questa volta è in fianchetto, quindi c'è veramente una minaccia su questo pedone. Adesso ci sono essenzialmente due alternative, una è quella di giocare donna B3, donna B3 che protegge questo pedone, in futuro si potrebbe pensare, ma con le giuste precauzioni, di spingere anche in C5, il cavallo si toglie e catturare su B7. Ovviamente ora non si può poiché torre dietro attacca donna, alfiere macello, però potrebbe essere un'idea. E ancora una volta Carlsen ci sorprende giocando C5. Una mossa che probabilmente va un po' contro la teoria degli scacchi, nel senso che adesso C5 va a formare un bellissimo avamposto di cavallo in D5, che in effetti è la mossa più naturale per questo cavallo. Tuttavia Anand decide di giocare una mossa più aggressiva che è cavallo C4. Decide di mettere un cavallo sospeso, poiché non c'è nessun pezzo che sostenga o che difenda questo cavallo, decide di infilare questo pezzo all'interno dello schieramento avversario. Questo cavallo attacca l'alfiere in B2, l'alfiere in B2 probabilmente o verrà difeso o verrà ritirato, e una volta che l'alfiere verrà ritirato, per esempio non so in C1, l'alfiere camposcuro del nero sarà ancora più forte e la diagonale sarà ancora più critica, quindi questa è una mossa molto interessante. Allo stesso tempo però c'è da dire che dopo alfiere C1, che è la mossa che viene giocata da Carlsen, questo cavallo è in primis sospeso e in secondo luogo non ha case dove andare. Non ha case dove andare, se non la casa in A5 che sì, controllata tra l'altro dalla donna, ma è una casa a bordo scacchiera e noi sappiamo che i pezzi, e in particolare i cavalli che sono pezzi da gittata corta, non possono andare da una parte all'altra della scacchiera velocemente, un cavallo a bordo scacchiera fa molta fatica a ritornare in gioco e ad essere utile. Quindi sì, cavallo C4 in definitiva è stata una buona mossa perché ha permesso la ritirata dell'alfiere in C1, però la partita continua con cavallo in D5. Questo cavallo finalmente si prende questo bellissimo avamposto e allo stesso tempo libera la diagonale all'alfiere del nero. Un'altra possibilità era quella di giocare subito E5. Questa spinta sarebbe stata molto interessante. A questo punto il bianco poteva catturare sia subito di pedone che subito di cavallo. La cattura di cavallo è un attimino più forte, poteva seguire questa variante che ovviamente non è stata giocata nel gioco, cattura, a questo punto si potevano cambiare subito le donne, c'è il cavallo minacciato, cavallo in D7 e adesso c'è questa situazione molto interessante, questi due pedoni minacciati. Probabilmente qui il bianco avrebbe giocato F4 per sostenere questo pedone che in futuro potrà diventare un pedone passato e qui non si poteva catturare questo pedone poiché a seguito di cavallo C5 ci sarebbe stata la forte alfiere F3 con inchiodatura molto interessante. Tra l'altro non si può neanche giocare B6 poiché apre la possibilità dell'alfiere di catturare su C6, quindi questa era una variante interessante, ma ripeto, su alfiere C1 non viene giocata E5 ma viene giocata cavallo in D5, mossa molto forte. Adesso ci sono un po' di minacce concrete, innanzitutto adesso questo cavallo non solo si è preso un bel avamposto ma attacca il cavallo su C3 e anche qui l'idea di andare ad attaccare questo cavallo non credo sia la migliore poiché c'è la cattura di questa donna e ora sì ci sono attacchi di scoperta sulla donna ma la donna insieme all'alfiere attaccano sul pedone, quindi se togliamo il cavallo con l'idea di fare attacchi di scoperta crolla il pedone in E4.
Dunque anche qui catturare non è una buona mossa. Viene giocata però dal bianco a donna in B3. La donna difende il pedone e allo stesso tempo minaccia questo cavallo. Questo cavallo, ti ricordi che era il famoso cavallo che non sapeva dove andare? Va a bordo scacchiera. Non sa più dove andare questo cavallo, è solo difeso dalla donna, allo stesso tempo però sta portando una minaccia sulla nostra donna che deve spostarsi. Ci sono due case buone, una casa possibile B2, l'altra è A3. Carlsen decide di giocare donna 3, questo cavallo, ripeto, è minacciato fino a un certo punto poiché è tenuto dalla donna. Giustamente Annan dice: ma la posizione migliore per questo cavallo è cavallo C4, dove ti minaccio la donna, e io ritorno in B3, dove ti minaccio il cavallo, e io gioco cavallo A5. Ecco, queste sono mosse, queste ripetizioni di mosse vengono giocate spesso, soprattutto in quelle partite con incremento di tempo sull'orologio, per guadagnare qualche secondo, e anche perché siamo in una partita piuttosto equilibrata dove non c'è fretta di fare mosse incredibili, quindi ripetere qualche mossa va bene. Ma dopo donna 3 e dopo ancora cavallo C4 ovviamente è patta, cioè i due si accordano praticamente per la patta, anche perché si capisce che l'intento era quello, cioè se continuo a ripetere le mosse va bene così. Quindi questa prima partita finisce nel pieno mediogioco in una patta. Tu dirai: ma che brutto, mi aspettavo grandi cose. Hai ragione, però ricordati sempre che questi avversari hanno 10 partite da giocare. Hanno 10 partite da giocare, 10 partite da 2 ore a testa di tempo sull'orologio e 10 partite dove hanno tutti gli occhi puntati dal mondo, dalla critica, dai media, e dunque talvolta un buon pareggio va bene per cominciare il gioco, perché magari una sconfitta alla prima partita ti mette subito in cattiva luce, tutti iniziano a parlare male di te, nessuno ti dà fiducia, mentre una patta per cominciare va benissimo, si studia un pochettino il gioco dell'avversario e si tengono le armi più segrete per le ultime partite. Dunque, spero che questa prima partita ti sia piaciuta. Vedremo domani la partita 2, il gioco 2, che sarà assolutamente interessante, e vediamo pian pianino come sono andate queste 10 partite. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo come al solito domani mattina prima delle ore 8 con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!